Buongiorno, benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025. Allora, ricorderete che la settimana fa, circa più o meno, abbiamo fatto un servizio in cui parlavamo che alcuni proprietari non residenti del centro storico ci hanno contattato e sarebbero disponibili a consorziarsi per un'azione legale contro il comune per quanto riguarda, per denunciare la discriminazione evidente del fatto che chi possiede l'immobile non può parcheggiare, può entrare nelle aziende ma non può parcheggiare, mentre chi è residente può parcheggiare. Ecco, al di là che diciamo sembra proprio che ci siano tutti i presupposti per fare un ricorso, ma è anche uno sbaglio, a nostro avviso è uno sbaglio, uno dei tanti ovviamente che fa questo carissimo sindaco Armelao, dove praticamente, parliamoci chiaro, il centro storico ormai è difficile che una coppia giovane, non so se ne esistono ancora tante coppie giovani, possa investire centinaia di migliaia di euro per andare a riqualificare un'abitazione dove magari c'è problema di parcheggio, c'è tutta una serie di cose. Tanti stanno andando, ovviamente sotto Marina ci sono ancora tanti bei condomini in via di realizzazione e quindi il centro storico, diciamo, sotto un certo punto di vista starebbe morendo come altre parti. Per fortuna c'è ancora chi investe, oltre a quelli dei bed e breakfast, ci sono anche tanti che sono innamorati della nostra città e quindi addirittura dalla Svizzera hanno comprato appartamenti, insomma altre cose da Torino, da altre località. Alcuni sono diventati proprio residenti, sono traslocati, ma altri sono proprietari ma non residenti, però pagano l'IMU. Ecco, comunque questa vicenda ve l'avevo già raccontata. Qual è la novità? Che sono diventati 4, adesso sono 4 i soggetti proprietari non residenti che sono disposti a fare comunella e eventualmente agire anche per vie legali. Quindi l'invito è cercare altri che abbiano acquistato un appartamento, che sappiano, perché tanti ancora non lo sapevano, alcuni di questi sono entrati adesso ma non lo sapevano, perché c'è la possibilità, ovviamente prima di agire per vie legali magari si può cercare un compromesso, anzi cercare di far ragionare questa amministrazione, ma se l'amministrazione non dovesse cedere, vediamo se facciamo un ricorso. Ovviamente un conto è una spesa legale, diciamo, che si sobbarchi poche persone, e invece è una cosa che magari è l'obiettivo. Io credo che possiamo arrivare anche a una decina di persone. Ecco, quindi l'invito è anche chi conosce qualcuno che ha acquistato la casa ed è proprietario ma non residente, che sia interessato a partecipare, magari invii il link di questo servizio oppure ce lo segnali, vediamo se riusciamo insomma, a smuovere questa cosa, perché onestamente ci sembra veramente un fatto che non sta né in cielo né in terra, perché voglio dire, questi qua, oltre a essere un beneficio per tutti che investono nella città, oltre a pagare gli monetari, questi qua non sono a livello degli altri, sarebbero cittadini di serie Z. Ecco, vabbè dai, sapete già, insomma, non occorre che mi dilunga ancora, dai. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. La zona logistica semplificata istituita in Veneto il 5 ottobre del 2022 ha come fulcro il porto di Venezia e include comuni del Rodigino e Chioggia. Il progetto è stato portato avanti con l'intento di fornire al Veneto uno strumento per poter dare un nuovo input all'economia della regione. Teoricamente, nell'arco del prossimo decennio potrebbe aumentare l'occupazione di circa 177.000 unità. Potrebbe incrementare l'export di circa il 40%, potrebbero aumentare gli investimenti e il traffico su container. Per quanto riguarda Chioggia, degli eventuali benefici trarrà giovamento solo la zona portuale. Ricordiamo che inizialmente Chioggia non era stata inclusa nella ZLS. Sull'analisi catastale del piano strategico, i fogli e i mappali fanno riferimento a zone dell'Isola dei Saloni e di Val d'Ario. Il piano di sviluppo strategico prevede sia per le imprese già operative che per quelle che si andranno a insediare agevolazioni economiche e semplificazioni amministrative.
Prevista una diminuzione dei tempi necessari per le procedure necessarie per ottenere le autorizzazioni, servizi dedicati presso i centri per l'impiego, ma anche l'implementazione di interventi specifici, bonus per assunzioni, premialità per accedere a finanziamenti. L'unico strumento agevolativo a livello nazionale connesso alla ZLS che verrebbe applicato è ora il credito d'imposta, che oggi è stata inserita in un secondo tempo. Gli imprenditori che hanno investito nel 2024 stanno approntando ora le domande per ottenere il credito d'imposta. Al momento non sembra sia ancora chiaro se il porto di Chioggia, area Saloni e area Val d'Ario abbiano meno diritto a questo tipo di contributi. Non è ancora certo se coloro che hanno investito nelle aree definite hanno o non hanno diritto, ma è certo che l'ultima modifica fatta sul sito della Regione Veneto, pagina dedicata alla ZLS Venezia Rovigo, è stata fatta solo ieri, 7 gennaio 2025. È cambiato qualcosa? Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. L'Health City Manager è una recente figura professionale che, da quanto appreso dal comunicato stampa dell'amministrazione Armelao, impareremo a conoscere e a valutare meglio nel merito della concreta utilità. Se da un lato pare evidente che Armelao e la sua maggioranza abbiano bisogno di essere supportati nelle loro decisioni e abbiano necessità di una figura che faccia da ponte tra la loro politica e la popolazione dalla quale si sono completamente distaccati, dall'altro, il bilancio appena approvato pone diverse perplessità su quanto possa essere efficace una nuova figura manageriale che dovrà lavorare in contesti che spaziano dai rapporti con le autorità sanitarie al sociale, dallo sport all'istruzione, tutti contesti nei quali gli stanziamenti riescono a fatica a sostenere le spese per i servizi in essere. Si occuperà anche di programmazione e pianificazione urbana in ottica di un pubblico benessere. Proprio su questa tematica faremo le prime verifiche in merito all'efficacia e all'utilità, vedendo come agirà in merito alla scelta del sindaco e della sua giunta di eliminare spazi verdi ad uso sportivo all'Isola dell'Unione per far spazio ad un vertiporto in centro città. Senza le adeguate risorse e contornata da una politica miope, le aspettative che si sono create nei confronti di questa figura professionale rischiano chiaramente di essere da subito disattese, in quanto oggi più che mai a Chioggia non si vive di sole analisi del territorio, ma servono azioni concrete. Da qualche mese abbiamo in farmacia delle nuove linee di profumi di nicchia, tra cui la più famosa Giardini Toscana. Quel pomeriggio potrebbe essere proprio l'occasione per venirli a provare e vi aiuterò a scegliere il vostro profumo. Ma è il profumo che si sente appena si entra? Assolutamente sì, quindi ci sono tantissime profumazioni per tutti i gusti. Alla farmacia San Giovanni, a Borgo San Giovanni a Chioggia, le nuove fragranze di Giardini di Toscana, aromi inebrianti per regalare una sensazione indimenticabile. Oltre ai falò del pane vin e dei Brusalaveccia si infiammano anche le discussioni sull'inquinamento atmosferico che viene provocato dalla pratica di tale tradizione, soprattutto in Veneto, dove tale tradizione è ben radicata. Le centraline di ARPAV hanno infatti segnalato un po' ovunque dove si sono accesi i roghi picchi allarmanti di polveri sottili, PM10 ma anche PM2.5, 121 microgrammi di polveri inquinanti per metro cubo nella provincia di Venezia, quando il limite è di 50 e dopo che si erano registrati valori oltre soglia anche nei giorni precedenti. In pianura padana la qualità dell'aria è già critica durante l'inverno, la mancanza di ventilazione e le condizioni meteo non migliorano certamente la situazione, ma anzi aiutano a intrappolare gli inquinanti vicino al suolo. L'evento è sostenuto dal presidente della Regione Veneto, ma non da tutti i rappresentanti della Regione, soprattutto quelli all'opposizione. Un evento isolato, secondo l'assessore regionale all'ambiente Bottaccin, rispetto alle altre giornate in cui si sfora il limite.
Anche Legambiente si è fatta sentire chiedendo che la tradizione vada rivista, sostituendo i falò con altri più piccoli o con altri tipi di intrattenimento, anche a valenza solo simbolica, in modo che la qualità dell'aria non subisca peggioramenti. Si dovrebbe spingere la popolazione a una maggior sensibilizzazione al tema dell'inquinamento ambientale, incentivare le tradizioni di minore impatto ambientale ma di pari valenza culturale. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Non passa giorno senza sentire la necessità di parlare di trasporto pubblico locale, in quanto il tema riveste un'importanza cruciale nel nostro territorio, soprattutto per i residenti delle frazioni che stanno vivendo molto male il passaggio. Ora, a scuole riaperte, se possibile ancora peggio. A quanto dicono i commenti sui social, ieri mattina i bus non sono stati sufficienti per accompagnare i ragazzi a scuola. Alcuni ci sono entrati a fatica, altri sono stati lasciati a terra, recuperati poi, non tutti, da una navetta, per cui con capienza inferiore. Gli altri sono rimasti a piedi sulla statale Romea, una strada che lo stesso sindaco ha definito e continua a definire la strada della morte. Probabilmente significa che i mezzi messi a disposizione in quella fascia oraria non sono sufficienti. Viste le lamentele fioccate ieri, è naturale chiedersi se gli studi che sono stati fatti su incarico dello stesso comune per approntare modifiche al servizio siano stati messi a frutto per predisporre il numero di bus necessari in orario scolastico. Lo stesso studio parlava di ridondanza di linee, ma queste, la 1, la 2, la 6 e la 7, sono rimaste stabili. Piuttosto che aumentare le corse verso le frazioni, i cui residenti possono avere una necessità maggiore del trasporto urbano vista la distanza che li separa dal centro, si è preferito avere e mantenere corse ridondanti in centro storico, dove le distanze sono tali che un bus in meno non dovrebbe necessariamente fare la differenza. L'assessore Chio ha affermato che avviare il servizio con un nuovo operatore in meno di 4 mesi è stato davvero difficile, ma gli studi per il nuovo servizio bus sono stati commissionati nel 2022, sono stati consegnati nel 2023, quando c'era già l'intento di dover apporre modifiche per ridurre i costi. Parlare di 4 mesi utili per studiare i percorsi ottimali significa aver aspettato proprio l'ultimo minuto, essere arrivati al punto di non ritorno. Il servizio a chiamata può diventare un servizio aggiuntivo alle corse di linea, afferma l'assessore. Certo, ma un servizio di linea efficiente dovrebbe prima esserci. La coperta è corta, ma il sedere che resta scoperto è quello dell'utenza, che ha pagato abbonamenti annuali, che continua a pagare abbonamenti mensili, maledicendosi per averlo fatto. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Per il momento è tutto, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Vi ricordo il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci, ciao a tutti.